Ciao! Ciao. 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 Come ti chiami? Lavinia. Francesco. Andrea. Cesare. Sara. Francheli. E quanti anni hai? 7, ora ne faccio 8. 10. 7. 8. 7. 6. 5. E oggi è il mio compleanno. Ti sei mai innamorato? Sì. Sì, nel pallone. Io ho un ragazzo che si chiama Matteo, che lo amo. Una mia amica che stavamo alla festa, un altro amico. Io ho la fidanzata. Mi è piaciuto il suo carattere perché è bella. Che cos'è l'amore per te? Secondo me l'amore è la cosa più bella della mia vita. Vuol dire due persone che si vogliono bene. L'amore secondo me è un senso di gioia. Si sente le farfalle nella pancia. Che due persone che erano amiche poi sono diventate innamorate. Che uno c'ha la fidanzata e va sul letto. E due persone che si aiutano e che si vogliono bene. Io non lo so. Secondo te, può esistere l'amore tra un uomo e un altro uomo o una donna e un'altra donna? Ma di un amico maschio. L'importante è che qualcuno è capace di innamorarsi. Non mi darebbe nessuna stranezza, nessuna antipatia, niente. No, mi sembrerebbe un po' strano. Mio padre dice che sono malati, però se si amano tanto come dicono allora sono contenta. Io non ti posso dire niente, tu lo devi scegliere. Sono liberi di fare quello che vogliono. Non possiamo dire che cosa deve fare o cosa non deve fare. Ma secondo me significa che si vogliono bene, non ha importanza che sia un maschio e una femmina. E quindi basta che ci sia l'amore. Per me sì. 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 Beh, sì. 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 Per me sì. Sì.